È un'intera comunità quella di Gaiarina ad abbracciare virtualmente in queste ore mamma Lara da Ross e papà Andrea Ortolan. Lorenzo era il loro unico figlio ed è morto a soli 9 mesi. Sui profili social ci sono i sorrisi di una vita appena iniziata e l'entusiasmo di una coppia giovanissima e molto affiatata. Purtroppo quando ho preso la notizia ti lascia di stucco senza parole questa nuova famiglia che si era formata con il papà Andrea e Lara e piccolo Lorenzo. Sono quelle cose inspiegabili che stai là e ti chiedi perché. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di venerdì a Bruniera, nella casa dei nonni, cui era stato affidato per qualche ora. È qui che il piccolo Lorenzo sta dormendo all'interno del suo ovetto. Al momento di svegliarlo però il bambino ha un respiro strano, sempre più affaticato. Immediato l'allarme alla centrale dell'emergenza di Palmanova, che invia sul posto in via del Massa l'ambulanza. Il bimbo è già in assistolia e le manovre di rianimazione, che durano ben 40 minuti, si fanno disperate. Quando arriva in ospedale non c'è più nulla da fare. La squadra mobile di Pordenone, ricevuta la notizia, avvisa la procura e cerca di ricostruire l'accaduto. Su disposizione del PM il medico legale effettua una prima ricognizione poco dopo le 17. L'ipotesi è quella di una tragica fatalità. Ad abbracciarli idealmente in queste ore difficilissime, oltre a Gaiarine, è anche il Calcio Orsago, la squadra di seconda categoria dove papà Andrea gioca, dopo aver militato per anni nel Francenigo. L'abbraccio virtuale alla famiglia e ai nonni perché è spirato sostanzialmente tra le loro braccia.